Le visite pastorali ci offrono anche un prezioso spaccato della vita di fine Cinquecento ed inizio Seicento. Ovviamente si tratta di una visione subordinata all'aspetto religioso, ma capita di trovare indicazioni e spunti più generali, molto interessanti ai nostri occhi contemporanei. Prendiamo come esempio la parrocchia di Caprino, a quel tempo facente parte della Pieve di Brivio, diocesi di Milano, e oggi all'interno della diocesi bergamasca. Scopriamo che nel 1576 il paese aveva circa 1600 abitanti, considerando però anche gli abitanti di Cisano, Celana e altre vicinanze. Da un memoriale del 1580 scopriamo inoltre che a Caprino vi erano molti contratti illiciti di usura e gli sono notari che fanno tali strumenti di usura palliata. L'usura era un fenomeno diffusissimo e non necessariamente legato al mondo ebraico, come spesso si crede. Il facile guadagno era una grande piaga nella Lombardia del tempo. Si legge infatti che molti legati che non si satisfano, ed specialmente beni di elemosina, gli sono più di 1000 stara di formento che non si pagano. E inoltre, in essa cura gli sono molti che non pagano la decima, una tassa che si doveva al parroco e corrispondeva alla 10ª parte del raccolto. La 10ª fu abolita solo nel 1887. Le chiese, rurali o cittadine, erano sicuramente dei collettori di denaro, ricavato appunto da affitti o dalla vendita di beni materiali come legname o frumento proveniente dai terreni e dalla decima. Per quanto povera fosse una chiesa, i pur scarsi proventi facevano gola a qualche privato, il quale a volte, con la scusa di amministrare il patrimonio, cadeva nella tentazione di trattenere qualche cosa per sé. Ecco per esempio che i redditi della chiesa di Sant'Antonio di Caprino, che ammontavano a 3 lire all'anno, sono goduti dai laici, insieme con i beni pertinenti ad essa cappella. Eppure la vicina cappella di San Sebastiano di Perlupario ha alcuni pochi beni ancora maneggiati e goduti per laici. La situazione era identica anche nella chiesa di Santa Maria di Celana, dove ne viene assai elemosine, ed sono goduti da laici e dal capellano che ivi abita, e per questo si perde la divozione. In questo caso si tratta di beni utilizzati in modo improprio anche dallo stesso cappellano. Ovviamente nelle visite si puntava molto sull'aspetto dello zelo e della devozione, sia a livello individuale sia a livello collettivo. Spesso il problema era il peccato pubblico, che generava il cattivo esempio. Si andava dal non confessarsi, al non osservare i giorni di festa o non partecipare alla dottrina cristiana. Senza contare la diffusissima prostituzione. A Caprino, infatti, vi sono molte donne meretrici ed alcune concubine. Le concubine sono le odierne conviventi. Grande problema quello della prostituzione. A Milano vi erano interi isolati di case chiuse, addirittura dietro al Duomo, nell'area del Pasquirolo e della Passarella. Sia San Carlo sia altri benefattori come Paola Ludovica Torelli, contessa di Guastalla, fecero di tutto per dare un rifugio a queste donne, che spesso finivano per diventare meretrici solo per poter sopravvivere. Ecco quindi fiorire luoghi ideati per offrire loro un futuro. Si trattava di chiese con piccoli conventi annessi, adatti allo scopo. Le ragazze erano chiamate convertite e i luoghi che dovevano conservarle virtuose prendevano il nome di conservatorio. Ce n'erano tanti a Milano in quel tempo. Citiamo per esempio la chiesa di Santa Maria Egiziaca del Crocefisso, che era nell'attuale via Crocefisso, la chiesa di San Zeno delle Convertite, tra Corso Europa e via Cavallotti, la chiesa di Santa Pelagia, nell'odierna piazza San Simpliciano, la chiesa di Santa Febronia, oggi triste rudere in Corso Garibaldi, la chiesa di Santa Maria del Rosario, già in Corso Venezia, chiamata Conservatorio delle Zitelle, o infine quella di Santa Valeria, che accolse la penitente Suor Virginia de Leiva, il personaggio che ispirò il Manzoni per la monaca di Monza.
Una curiosità, molte ragazze che diventavano prostitute erano orfane, per cui col termine conservatorio si intendevano gli orfanatrofi. L'orfanatrofio maschile di San Pietro in Gessate ebbe sede nei locali della soppressa canonica dei Lateranensi della chiesa di Santa Maria della Passione. I locali furono poi usati nel 1808 per creare una scuola di musica per i bambini orfani. Ecco che da allora la parola conservatorio prese a designare le accademie musicali in tutto il mondo. Il problema principale era il peccato pubblico. Così scrisse San Carlo: siano pubblicati per interdetto quelli che con poco timor di Dio non vogliono desistere di lavorare le feste, giuocare alle carte in pubblico, che non solo porta detrimento e scandalo di loro, ma anche del prossimo, a total distruzione dell'istituto et dottrina cristiana. Quindi il peccato pubblico necessitava di ammonimento pubblico. Capitavano tuttavia casi piuttosto delicati, come persone che gli è poco timor del Signore Iddio, et temo che non gli sia qualche specie di eresia in alcuni, poiché quando si ha da portare il Santissimo Sacramento non si muovono per tale effetto, anzi fuggono. Cioè persone i cui comportamenti somigliavano a quelli di luterani o calvinisti, in questo caso il discostarsi dall'Eucaristia segno della dottrina eretica di non considerare la particola consacrata come il corpo di Gesù. Dubitiamo però che fossero veri eretici o comunque protestanti. Probabilmente si trattava di uomini, come dire, non in sintonia con la Chiesa, abbastanza frequenti in luoghi come Caprino, che si trovava a un paio di chilometri dal confine col Ducato di Milano, e per questo meta e rifugio di sbandati e banditi scappati dal milanese. Ovviamente nelle visite pastorali l'attenzione è spesso rivolta al comportamento dei sacerdoti nei casi di coscienza, e dalle relazioni possiamo ricavare informazioni indirette sulla popolazione. È il caso del prevosto di Brivio, Giacomo Rossi, finito sotto inchiesta per una lunga serie di accuse, estremamente gravi. Vediamone alcune. Parola a te, Lorenzo. Grazie Massimo. Egli, per esempio, ha absolto ed admesso alla comunione uno maritato, quale ha violato ed tolto l'onor ad una sua cugina da marito, e questo l'ha fatto per un buon tributo da danari, per quanto si dice da alcune persone, ma si tien segreta la cosa. Lo stesso sacerdote ha admesso alla comunione una donna impudica et pubblica della propria terra, perché gli fa piacere ancora lui, et gli sta vista, et trovata andargli in casa di notte, 3 sere, una drio all'altra. Poi pare che abbia assolto alcuni ragazzi, dando come penitenza 2 giorni di lavoro nelle sue vigne, senza alcuna retribuzione. Aveva quindi admesso alla comunione delle persone profane, ladre, perché hanno fatto violenza al proprio padre, ed che hanno insulta delle persone d'onore. Il sacerdote era spesso assente, ma quando per caso era a Brivio, sempre è sulla piazza per far lo spione, per trovar uncini, cioè scuse, da attaccar agli poveri homini per farli trar qualche presente, cioè per avere qualche regalo. Ed è tutto avido et goloso et vorrebbe che tutti lo tributassero. Diciamo che abusava del suo potere per trarre profitti illeciti e regali. Il prete poi si mostra terribile e scuro con tutti. E infatti, durante la festa patronale, fece convocar tutto il popolo alla chiesa e fece obbligare la maggior parte di uomini a portare la roba da dar da mangiare ai preti, che avevano da venire alla solennità della festa. Ma poi fece pure tassare gli 11 sacerdoti che erano venuti alla celebrazione, chiedendo loro ben 4 lire ciascuno. Alla fine, tra soldi presi dai sacerdoti e offerti in cibo chiesti alla popolazione,
gli avanzerete roba da mangiar per 15 giorni. Fu accusato anche di avarizia. Infatti, negli uffici funerali è molto avido e fa mormorar le persone con fargli spendere nelle cere più di quello che porta la facoltà loro, ma alla povera Chiesa non gli dà via una minima candeletta. E perciò è in odio ormai a tutti i religiosi e uomini, eccetto con un frate da Villa d'Adda, perché sono simoniaci. Gravissima anche la seguente accusa. Il prete infatti ha uno sigillo del reverendissimo ed illustrissimo cardinale Borromeo e ti è vantato saper scrivere delle lettere in nome de reverendissima ed illustrissima signoria. E t'ha in casa di peltri che hanno il bollo e t'arma di sua reverendissima e illustrissima signoria, e t'ha piatti di maiolica con insegna sudetta, et doi crocifissi d'argento, ed un altro che par d'oro, in una cassetta quasi piena de danari, qual averli portati da Lomellina, da quella abbazia ove stava. E t'ha in casa sua alquante pignate di Brente, quale sono da corte. Praticamente, prete Giacomo Rossi pare che abbia portato con sé dalla Lomellina un cospicuo tesoretto, trafugato da una non specificata abbazia, che comprendeva 2 croci d'argento, una d'oro e molti denari. Inoltre pare che avesse delle stoviglie in peltro e maiolica di proprietà Borromeo. Ma la cosa peggiore è che aveva pure il sigillo del cardinale, molto probabilmente un falso, con il quale timbrava e firmava lettere e documenti a nome dell'ignaro San Carlo. Inutile dire che il prevosto non la passò liscia. Ma nello stesso documento scopriamo che a Brivio vi è una cappella di Sancto Leonardo et Santo Momaso. Ivi molte donne del luogo e di altri luoghi fuori gli concorrino per una superstizione di farsi venir latte, vanno a raspar le mammelle di quella pittura, di quel santo, et mangiano quella polvere. Discorso lungo quello della superstizione, che non deve essere banalizzata o etichettata come semplice frutto di ignoranza contadina. La superstizione affonda le radici in una concezione quasi magica dell'esistenza, dove si fondono la fede, la coscienza di un Dio sempre presente, lo scorrere del calendario liturgico, l'esistenza del demonio, la tradizione orale, il potere che hanno le parole, l'assenza della scienza medica di fronte alle malattie devastanti. Si pensi a una mamma con un neonato a cui non riusciva a dare latte a sufficienza. Mica c'era il latte condensato in farmacia. Ecco allora che la mamma va a staccare parti dell'affresco di San Mamete per mangiarle e farsi venire il latte. Si noti, San Mamete, un maschio, è dotato di seno, in quanto il nome Mamete ricorda mammella. La superstizione era parte integrante della vita dei contadini di allora e ne parleremo diffusamente in futuro perché l'argomento lo merita. Nelle visite a volte vengono segnalate anche attività particolari, soprattutto legate all'ambito della creatività artistica. Non che l'arte fosse demonizzata, ma doveva comunque sempre ricadere nell'ortodossia religiosa e politica, perché l'arte era un influente mezzo per comunicare concetti importanti alle persone analfabete. Spesso pensiamo che gli artisti gravitassero a Milano o comunque nei borghi di una certa importanza. Veniamo invece a conoscenza che nell'attuale comune di Olgiate Molgora, nel 1610, a Mondonico, viveva un certo Battistino di professione suonatore, mentre nella vicina Porchera
viveva un certo Pompeo Corno, ballarino. Difficile dire chi fossero e perché vivessero in piccolissimi centri contadini della collina Brianzola. Pompeo era di nobile famiglia, i del Corno di Porchera, di antica e provata fedeltà viscontea sforzesca. E si sa, le famiglie nobili possono permettersi anche attività creative senza destare troppi sospetti. E che dire delle penitenze? Tutte queste segnalazioni di persone che non si confessavano, meretrici e usurai, come si concludevano? Ci viene in aiuto una lettera datata 29 giugno 1618, scritta dallo stesso cardinale Federico Borromeo e indirizzata al prevosto di Brivio e ai parroci di Airuno, San Zeno e Calco. Con molto mio dispiacere abbiamo inteso che negli soddetti luoghi le donne, massime quelle maridate, sono talmente per il lungo et vizioso uso abituate che facilmente prorumpono in dire parole sporche et in pubblico et in privato, ingiuriando i propri figliuoli et domestici di casa. Et li figliuoli, avessandosi et ossefacendosi in quella tenera età, in questo discinto modo, in loro non si ponno se non difficilmente imbivere di costumi che convengono alla religione cristiana. Et che gli uomini nel frequentare la scuola della dottrina sono non solamente negligenti, ma contumaci et pertinaci, nel che più peccano gli ignoranti delle istruzioni et disciplina necessaria al vero cristiano. Et essendo noi obbligati a rimediare a questi disordini, in virtù della gente, comandiamo a ciascuno degli soprannominati che siano diligenti et vigilanti, in levare et sradicare il pernicioso abuso et consueto sparlare sporcamente. Et che ognuno sia frequente nell'andare in le feste alla scuola della dottrina. Ma se vedremo per esperienza che le nostre e loro ammonizioni non siano di frutto, et che le donne non si emendino da sì mala abituazione di parlare o di ingiuriare, di curati diano gravi penitenze, con farle stare in ginocchiare, con le mani giunte, sopra la porta della chiesa, in giorno di festa, avanti si dia principio alla messa parrocchiale, ovvero dopo, mentre ne uscirà il popolo. A quelli poi specialmente adulti, che saranno ostinati in andare alla chiesa per imparare la dottrina, non li amministrano i santi sacramenti, ma li facciano stare parimente sopra la porta della chiesa, con una candela in mano accesa. Né giurando questa forma di penitenziarli, ci diano avviso perché manderemo birri a porta a prenderli, a condurli prigione a Milano, dove ci passerà anco ad altra più gagliarda punizione. Il cardinale Federico non va certo per il sottile. Il primo passo era una pubblica penitenza per i peccati gravi, ossia stare inginocchiati sul sagrato poco prima o poco dopo la funzione religiosa domenicale con una candela accesa tra le mani, segno di grande pentimento che garantiva il ritorno del peccatore nella società parrocchiale del paese. In alternativa, se il peccatore avesse persistito nel suo comportamento sbagliato, sarebbe stato interdetto ai sacramenti, fino al momento del pentimento, che doveva sempre manifestarsi in forma pubblica sul sagrato. Il passo successivo era quello di portare il peccatore in prigione a Milano, attraverso l'invio di gendarmi, chiamati nel documento birri, da cui l'odierno sbirri. Ma sottolineiamo che a questo punto interveniva l'autorità civile. L'eventuale condanna alla prigionia era faccenda civile e non più religiosa. Inutile dire che quasi sempre queste minacce lasciavano il tempo che trovavano. A parte qualche caso di condanna reale, la maggioranza di persone alla fine subiva blande punizioni e vedremo in video successivi che i tribunali cittadini erano strapieni di cause molto più gravi. La lettera di Federico fu scritta nel 1618 e la società era molto cambiata dai tempi di San Carlo. Gli anni d'oro della ricca Spagna stavano lentamente scivolando verso una crisi economica che ebbe conseguenze importanti
anche nel nostro territorio. Arrivederci amici del Bruco.